Forte della sua vocazione culturale, Venezia celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo con un'esposizione negli spazi degli archivi della Misericordia che dimostra come con i suoi diversi linguaggi l'arte sappia superare le barriere sociali, promuovendo una forte inclusione sociale. L'esposizione Uniti nell'arte, mostra di arte atipica, vede protagonisti Michele Molin, promotore dell'iniziativa con l'associazione Red Carpet for All, e Riccardo Meneguzzi. Riccardo è un ragazzo appunto con condizione di autismo che ha lavorato moltissimo per realizzare quadri con tema Venezia, ma anche gli animali, personaggi storici della nostra città, e che oggi espone in questa mostra per i prossimi giorni. Davvero un'occasione per da un lato sensibilizzare sul tema dell'autismo, dall'altro anche però per parlare di inclusione, per mettere a frutto le capacità di questi ragazzi che sono straordinari e riescono a darci queste grandi soddisfazioni. Quanti quadri hai esposti qui oggi? 10 quadri. E il tuo preferito? L'arte sulla laguna. Red Carpet for All, tappeto rosso per tutti, è un progetto veneziano di rete sociale che si rivolge a minori, adulti e anziani con processi di inclusione sociale a tutti i livelli. In questo caso lo è stato con la pittura, una delle espressioni che da sempre rappresenta per l'uomo una forma di comunicazione universale oltre ogni barriera.